A Udine è inutile andare al VECA, il magazzino per l'abbigliamento del personale di polizia, tanto gli scaffali sono vuoti. È la denuncia del sindacato di polizia UGL, secondo il quale gli agenti sono costretti a indossare capi di vestiario logori estinti dopo anni di servizio. Meglio non buttare scarpe vecchie e vestiti lisi dall'utilizzo e dai lavaggi di anni perché non c'è la possibilità di cambiarli. È la voce che circola tra gli agenti di polizia della provincia di Udine, secondo segretario dell'UGL di Udine Paolo Zanzero, il quale denuncia la grave situazione di inadeguatezza in cui versa ormai da anni il magazzino VECA. Da troppo tempo, segnala il sindacato, la disponibilità del vestiario è insufficiente, tant'è che quest'anno a Udine si sono potute soddisfare le esigenze solo del 30% del personale. Per la vestizione invernale, spiega Zanzero, la visita al magazzino VECA è stata inutile per tutti i colleghi che si sono presentati per sostituire i capi di vestiario logori estinti dopo anni di servizio e hanno trovato gli scaffali vuoti. In modo particolare la polizia ferroviaria, che sta aspettando la fornitura delle nuove divise operative, è costretta a svolgere il proprio servizio con vestiario e scarpe inadeguate o con anfibi assegnati ormai da decenni. La mancanza di vestiario comporta evidenti difficoltà e mortificazioni, continua Zanzero. I colleghi che vorrebbero vestire la divisa con quella dignità, proprietà e decoro che il regolamento esige. La situazione continua da troppo tempo e la sua soluzione non può essere ritardata. Il problema per quanto riguarda la distribuzione del vestiario invernale è diffuso su tutto il territorio nazionale e pare sia destinato a peggiorare per l'abbigliamento estivo.